Grazie a Est-Ovest è stata rintracciata a Sarajevo la mamma di 2 bambini, ora uomini, che durante la guerra erano stati evacuati e poi adottati in Italia. Sempre più risparmiatori italiani aprono un conto corrente nelle banche austriache, ma c'è anche chi li ha già chiusi per timori di controlli fiscali. Un secolo fa le drammatiche rivoluzioni d'Ungheria che portarono al Trattato di pace di Trianon, in cui si stabilirono le sorti del regno dopo la Grande Guerra. In Repubblica Ceca viaggio nella valle dove quasi 5 secoli fa i maestri vetrai crearono quello che è conosciuto come il cristallo di Boemia. Gelicidio, parassiti e vento hanno devastato le foreste della Slovenia. Negli ultimi anni sono andati distrutti milioni di metri cubi di legname, iniziato il rimboschimento. All'improvviso tra l'orfanotrofio e il palazzo di Oslobogenie ci fu un'esplosione. Spari. Ho guardato verso la parte posteriore dell'autobus. 2 bambini erano coperti di sangue, uno vicino all'altra. Li aveva colpiti lo stesso proiettile. La più grande, Vedrana Glavaš, aveva 2 anni. Rocky Sulejmanovic aveva 16 mesi. Il cecchino aveva mirato ai sedili. Aveva puntato proprio all'altezza dei bambini. L'evacuazione dei bambini dell'orfanotrofio di Sarajevo, nell'estate del 92, avvenne in condizioni disperate. Le testimonianze degli operatori, raccolte nel Museo Digitale dell'Assedio creato da Fama, il più grande archivio multimediale sull'assedio della capitale bosniaca, ricordano che non c'erano alternative a quella fuga per la vita sotto il fuoco dei cecchini. Nel caos dei primi mesi di guerra, però, su quegli autobus salirono anche bambini i cui parenti, in alcuni casi gli stessi genitori, li avevano affidati solo temporaneamente all'orfanotrofio e non avevano alcuna intenzione di darli in adozione. Alcuni tornarono a casa finita la guerra, altri invece vennero adottati in Italia e le famiglie naturali persero per sempre i contatti con loro. Est-Ovest vi ha già raccontato, insieme a Osservatorio Balcani, la storia di Amer, oggi si chiama Luca. I suoi genitori si erano separati all'inizio della guerra. Il padre morì di lì a poco sotto le bombe, mentre della madre si erano perse le tracce. Mia mamma non sa niente. Tutta la vita che voglio vedere, almeno una persona della mia famiglia. Affidato all'orfanotrofio Bielave di Sarajevo insieme al fratello Alen, il 18 luglio del 92 gli operatori decisero di farli salire su un convoglio che usciva dalla capitale bosniaca. Arrivarono sani e salvi al Mamma Rita, un istituto di Monza, ma da quel momento persero ogni legame con la famiglia naturale e vennero adottati da famiglie italiane. Avevano 4 e 6 anni. A Sarajevo abbiamo incontrato loro cugino, Kenan, che li ha ritrovati dopo anni di ricerca su internet. Il reportage di Est-Ovest è stato tradotto e ripreso con ampio risalto dai media bosniaci. Una donna, dell'Associazione Vittime di Guerra di Sarajevo, ha infine riconosciuto nella vicina di casa la mamma di Amer e Alen. Le aveva parlato dei figli scomparsi in Italia, ma mai dimenticati. I loro nomi ce li ha tatuati sul braccio. Quando furono evacuati da Sarajevo, lei era in un letto di ospedale. Era stato il marito, prima di morire, a portarli all'orfanotrofio. Ero stata ferita alle gambe e al collo da una scheggia di granata. Mi hanno trovato in una cantina. Pensavano fossi morta. Quando Hiria infine esce dall'ospedale, i figli non ci sono più. Inizia una lunga ricerca, purtroppo senza risultato. Io non ho mai dato il consenso, non c'è la mia firma da nessuna parte. La colpa è delle nostre istituzioni che non hanno fatto rientrare tutti i bambini. Le chiedo cosa intende fare ora che ha trovato i figli, che sa che sono vivi, stanno bene e sono in Italia. Come faccio a spiegarti? Li vorrei vedere, non devono venire a stare con me. Li vorrei solo vedere, stare un po' così con loro e abbracciarli. Solo abbracciarli, nient'altro. Amer e Alen sono ora 2 ragazzi di Milano, non parlano neppure il bosniaco. Con loro la vita non è stata tenera. Fuggiti da una città in fiamme mentre la madre era nel letto di un ospedale, il padre sarebbe morto poco dopo sotto i bombardamenti, e cresciuti in un altro paese. Il tempo non si può capovolgere, ma ora almeno sanno che la loro famiglia non li aveva abbandonati. Ci
sono 430 km di confine a separare l'Italia dall'Austria, un confine che molti nei decenni passati hanno attraversato per mettere al sicuro i propri risparmi. Pratica diffusa ai tempi della lira, molto meno negli anni recenti, ma qualcosa sembra essere cambiato dalla scorsa estate, con i rendimenti dei titoli di Stato italiani in crescita e lo spread tra buoni del tesoro e Bund tedeschi attorno a quota 300. Ce lo conferma Enrica Maggi, avvocato che da quasi 20 anni a Klagenfurt si occupa di consulenza giuridica per cittadine e aziende italiane che operano oltre le Alpi. Negli ultimi 2 mesi abbiamo verificato un aumento di persone che si sono rivolte al nostro studio legale per aprire conti correnti. Si tratta di persone che non necessariamente vogliono aprire un'attività imprenditoriale in Austria, quindi possono essere anche consumatori o persone fisiche. Questa è una tendenza diversa rispetto al passato. Bastano un centinaio di euro all'anno di costi di gestione, la firma di qualche modulo, anche la lingua non è un problema. Specialmente in Carinzia, tutte le banche che io conosca hanno personale che parla italiano al loro interno. Il fenomeno, almeno fino a poche settimane fa, non era di massa. Dai dati che la Banca d'Austria ci ha fornito a partire dal 1998, la tendenza è in calo, con un picco di depositi in corrispondenza del 2008-2009, gli anni della grande crisi internazionale, e del 2012-2013, quando lo spread era ancora più alto di adesso. Secondo l'ultima rilevazione, nel settembre scorso, i fondi che gli italiani detenevano nelle banche austriache erano pari a 582 milioni, meno della metà del valore del 98, cifra tuttavia in crescita del 18% anno su anno. Ma ha veramente senso oggi per un risparmiatore aprire un conto in Austria? No, secondo il professore Paolo Rondo Brovetto, economista dell'Università di Klagenfurt. La protezione del risparmio si può fare anche in tanti altri modi. Uno può investire in titoli, in obbligazioni del governo austriaco, per esempio, avrà naturalmente un rendimento molto basso e le sue risorse saranno al sicuro nello stesso modo. C'è da aggiungere che i capitali spostati all'estero vanno dichiarati e in caso di patrimoniale non rimarrebbero esenti dalla tassazione italiana. Nonostante tutti questi ragionamenti e il fatto che il principale istituto sia controllato dall'italiano Unicredit, i risparmiatori che si rivolgono all'avvocato Maggi non si fidano. Tendenzialmente dicono che hanno paura del sistema bancario italiano e che ricercano invece un sistema bancario che garantisca loro più tranquillità, più serenità. Tutto ciò avviene quando il segreto bancario è un ricordo definitivo, almeno dal 2017. Se fino a qualche anno fa, infatti, è capitato che piccoli o grandi evasori avessero fatto dell'Austria, come della Svizzera, un paradiso per denaro illecitamente ottenuto, oggi non è più così. La banca austriaca, nel momento in cui il correntista con residenza in Italia apre il conto corrente, comunicherà i dati del correntista alle proprie autorità tributarie di riferimento austriache, le quali procederanno a comunicare i dati alle competenti autorità tributarie italiane. Questa stretta ha convinto, anzi qualche italiano, a chiudere i conti che deteneva da tempo in Austria. Il segreto bancario è invece rimasto per i residenti. Noi stessi avvocati, quando abbiamo un titolo esecutivo e vogliamo fare un'esecuzione presso terzi, quindi presso le banche, abbiamo le nostre difficoltà. L'attuale situazione di tensione sui titoli di Stato italiani è vista con grande preoccupazione in Austria. Il cancelliere Sebastian Kurz ha criticato la manovra di bilancio italiana. Ritiene che in questo momento, come è già successo nel 2011, l'azione della finanza pubblica italiana metta in pericolo la stabilità dell'euro. L'altra grande preoccupazione austriaca è che la Banca Centrale Europea prolunghi la politica di tassi interessi bassi che hanno favorito un aumento dei valori degli immobili, che hanno toccato prezzi non più abbordabili per le giovani generazioni. Nel novembre del 1918, un secolo fa, cambiò la geografia dell'Europa centrale. I massacri della Grande Guerra dissolsero l'impero austro-ungarico, la nascita della Jugoslavia, della Cecoslovacchia e l'allargamento alla Transilvania della Romania restrinsero i territori controllati dall'Ungheria. Dal novembre del 1918 fino al 1921 l'Ungheria visse eventi tragici, iniziati quando i veterani di ritorno dai fronti giustiziarono il premier guerrafondaio István Tisza e, guidati dal conte Caroli, proclamarono la Repubblica. Fu la rivoluzione dei crisantemi.
La rivoluzione dei crisantemi o delle rose d'autunno, come dicono gli ungheresi, è la prima grande esperienza democratica di massa alla fine della Prima Guerra Mondiale. È la conseguenza della sconfitta dell'Ungheria nella Prima Guerra Mondiale. Poteva essere un grande esperimento democratico. Fallisce per la scarsa comprensione che ottiene anche da parte delle potenze dell'intesa. Alla rivoluzione dei fiori d'autunno seguì il tentativo di instaurare una repubblica sovietica con il governo rivoluzionario guidato da Bela Kun. I bolscevichi magiari combatterono sia contro i reazionari conservatori guidati dall'ammiraglio Horthy, sia contro le forze dell'intesa, francesi, cecoslovacchi, jugoslavi e rumeni, che avevano occupato territori ex ungheresi. Bela Kun e i comunisti ungheresi prendono il potere perché lo abbandona nelle loro mani il governo democratico, incapace di portare avanti la politica che intendeva perseguire. Bela Kun, nei pochi mesi da aprile ad agosto del 1919, tenta la bolscevizzazione del paese, con risultati violenti e disastrosi, che paradossalmente ha successo nel difendere, almeno momentaneamente, i sacri confini del paese, ma la sconfitta finale è il prodotto anche dello sforzo riunito delle potenze dell'intesa. Le forze della reazione furono guidate dall'ammiraglio Horthy, un monarchico appoggiato però proprio dagli eserciti dell'intesa che avevano cancellato la grande Ungheria sognata dai nazionalisti. L'ultranazionalista e autoritario Horthy accettò i trattati di Trianon e instaurò una monarchia costituzionale di cui era reggente. Trianon è una delle residenze della Reggia di Versailles dove vennero firmati gli accordi di pace. L'ammiraglio Horthy deve il suo libero ingresso, chiamiamolo così, nella capitale sul cavallo bianco e la restaurazione dell'ordine liberal conservatore precedente alla Prima Guerra Mondiale grazie alle armi dell'intesa. Quindi questo è già un paradosso, cioè i nazionalisti che devono servirsi delle armi romene, cecoslovacche e francesi per poter arrivare al potere in Ungheria. Dopodiché l'accettazione del Trattato del Trianon è un fatto compiuto per il semplice elemento dei rapporti di forza. La guerra civile, spietata, feroce, come oggi ricordata dagli ungheresi. Come uno dei grandi traumi nazionali. Horthy è una figura molto discussa in Ungheria, rifiutato dalla sinistra, rivalutato dall'estrema destra di Jobbik. Il premier conservatore Orban evita di parlare di Horthy, in un'occasione però lo ha definito un grande statista. Horthy però nel giudizio degli storici è anche l'uomo che negli anni 30 promosse le leggi anti-ebraiche e schierò l'Ungheria al fianco di Hitler e Mussolini. Benvenuti nella Valle di Cristallo, qui la fiamma che trasforma la sabbia in vetro è accesa da 470 anni, da quando nel 1548 fu aperta la prima fornace. È in questa estrema propaggine settentrionale della Repubblica Ceca che nel 1688 i mastri vetrai crearono un materiale regolare e lucente come non era stato mai visto prima. Ancora oggi lo chiamiamo Cristallo di Boemia. Il Museo del Vetro e del Gioiello di Jablonec racconta questo eterno desiderio di bellezza, cresciuto insieme all'evoluzione delle tecniche, l'invenzione di nuovi strumenti, la storia dell'impero, la nascita di gusti e stili. Proprio da qui, a fine Ottocento, partì un grande artigiano. Si chiamava Daniel Swarovski e in Austria, per sfruttare l'energia dei fiumi, fondò l'azienda che oggi domina il mercato mondiale. Ma il distretto del cristallo boemo, dopo gli anni del regime, ha ripreso a correre e oggi vale quasi 2 miliardi di euro l'anno. Preziosa è tra le aziende più rappresentative. Dalle sue fabbriche escono 40 tonnellate di vetro l'anno, una produzione ormai ampiamente meccanizzata. Ma è ancora a mano in questi capannoni di Liberec che si fa il lavoro più difficile, come lavorare il vetro perché sembri una pietra mischiando i colori in modo che ogni pezzo sia unico. Lo schiacciamo e continuiamo a dare forma alla pietra tagliandola, levigandola, tassellandola, applicando metalli, colorandola a mano. Queste pietre poi si possono unire, incollare, inserire una dentro l'altra.
Ogni pietra nasce da una bacchetta di vetro. In questo piccolo magazzino ci si trova davanti a un catalogo dei colori esistenti, quasi 1000, e non tutto è come sembra. Per esempio, in queste barre di colore giallo sono contenute sostanze che vengono attivate dal calore della fiamma e diventano rosse, quindi il vetro raggiunge la sua tonalità solo dopo essere stato riscaldato con il cannello. L'azienda in tutto produce oltre 5.000 modelli. Il pezzo forte, naturalmente, rimangono i gioielli e le statuette. Ma dal cristallo possono nascere medaglie, mobili, lampadari, tappi, perfino vestiti. Vi presento il trofeo del Tour de France realizzato nel 2015. Non possiamo rivelare nel dettaglio come è stato prodotto, ma posso dire che ci sono migliaia di piccoli cristalli. Non credo nessuno si sia mai messo a contare. Solo Preziosa impiega 4.000 persone e girando per i paesi vetri e perline sono a ogni angolo di strada. Questa zona al confine con Polonia e Germania negli anni del socialismo era una delle più arretrate del paese. Oggi le contraddizioni non mancano, ma la speranza è che la luce del cristallo si irradi sempre più intensa sulla sua valle. La Slovenia, che si estende su una superficie grande quanto l'Emilia-Romagna, è, dopo la Finlandia e la Svezia, il terzo paese europeo per percentuale di superficie boschiva. Un importante patrimonio che nel 2014 è stato fortemente danneggiato dal gelicidio che ha colpito 600.000 ettari di foreste. Non tutto è stato distrutto, ma le ferite sono evidenti e 32.000 ettari sono rimasti totalmente orfani dei secolari alberi. Partita la bonifica coordinata dall'Istituto per i Boschi della Slovenia, l'anno successivo l'invasione del bostrico tipografo e di altri parassiti della corteccia hanno causato quasi altrettanti danni e nel 2017 un forte vento di scirocco ha spazzato via altri 2 milioni di metri cubi abbondanti di alberi. Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici sono i peggiori nemici delle nostre foreste, ci dice Andrej Smrekar dell'Istituto Sloveno per le Foreste, che in questi 4 anni ha registrato gli eventi più devastanti nella storia di questi boschi. Con il gelicidio la priorità era ovviamente quella di asportare il legname caduto per evitare la proliferazione di parassiti quali il bostrico tipografo, un coleottero di 5 mm che, se accompagnato da altri 20.000 esemplari, può uccidere un abete secolare. La prima difficoltà era data dall'altissimo frazionamento delle particelle e quindi dal reperimento di tutti i proprietari, ai quali abbiamo intimato attraverso gli opportuni strumenti legislativi la pulizia dei boschi. Al contempo però bisognava costruire le vie di accesso per i boscaioli e le loro macchine operatrici e gli harvester. Anche reperire boscaioli professionisti e i macchinari adatti non è stato facile né veloce. Calcoli che prima del gelicidio, nella zona che mi compete, 60.000 ettari, operavano 2 macchine operatrici all'anno. A pulizia avviata ce n'erano 32. Arrivavano dall'Austria, dalla Germania, qualcosa anche dalla Cechia. Abbiamo fatto anche una forte campagna di istruzione alla sicurezza sul lavoro nel bosco devastato, che è più pericoloso di un bosco sano, perché nel primo anno della bonifica il taglio degli alberi danneggiati ha causato 22 vittime. Trasportare i 9 milioni di metri cubi di legno abbattuti fuori dal bosco verso l'industria era quindi un'operazione lunga che ha favorito la proliferazione del bostrico tipografo e di altri coleotteri della corteccia. In Slovenia ce ne sono almeno una 90 di specie. Il bostrico in particolare prolifera con l'aumento delle temperature. I boscaioli dell'arco alpino, ci spiega il direttore dell'istituto Damian Orajem, fino a 40 anni fa assistevano a 1 o al massimo 2 cicli riproduttivi di questo parassita all'anno. Eno do 2 generacij letno, celo do 4 generacije.
Con le estati calde e secche ne vediamo almeno 4 e ogni femmina produce almeno 80 esemplari. E se il gelicidio nel 14 ha distrutto 9 milioni di metri cubi di alberi per un danno di 240 milioni di euro, il bostrico nei 3 anni successivi ha fatto quasi altrettanto, distruggendo 7 milioni di metri cubi di abeti per 90 milioni di danni. Il legname contaminato è stato finalmente asportato ed è ripartito il rimboschimento. Abbiamo 32.000 ettari di bosco totalmente privi di alberi. Il rimboschimento ad opera dell'uomo è riservato solo a 2.000 ettari scarsi, cioè alle zone soggette ad erosione oppure di valore turistico. Abbiamo piantato 5 milioni di piante di 17 varietà diverse, in modo da assicurare la biodiversità tipica dei nostri boschi. Il rimboschimento è costoso anche perché prevede la pulizia del sottobosco per i successivi 5-7 anni.